In un weekend particolarmente caldo e assolato si sono svolti al Circolo Ippico del Cristallo di Casale sul Sile i campionati di dressage della Regione Veneto. Una buona partecipazione di giovani atleti ha messo in evidenza le prospettive di crescita del dressage veneto, con tanti piccoli atleti nelle categorie pulcini e junior, che hanno gareggiato nella 2 giorni, valevole come tappa regionale del progetto Sport Fabio Mangilli. Il dressage in Veneto è in continua espansione, questo campionato in particolare lo ha dimostrato perché c'è stata appunto una partecipazione decisamente superiore agli anni passati sia dal punto di vista numerico che dal punto di vista della qualità dei binomi. C'è una grande passione, molti stanno cominciando a montare soprattutto nelle piccole categorie, trainati anche da risultati di ottimo livello dei binomi di maggiore importanza. E proprio per promuovere l'avvicinamento dei piccoli praticanti del dressage sono stati recentemente rivisti dalla federazione i criteri di valutazione delle gare, chiedendo ai giudici di porre maggiore attenzione alla qualità e alle prestazioni in gara del cavaliere nelle categorie non qualificanti. Passando ai risultati della gara, è stata Camilla Ferro ad imporsi nel campionato regionale Pulcini con redini elastiche, mentre sempre nella categoria Pulcini, ma senza redini elastiche, primo posto per Maria Sole Mesaroli. Nella categoria Junior primi passi con redini elastiche, a vincere è stata Maddalena Manzalini, mentre nella stessa categoria, ma senza redini elastiche, primo posto per Annika Mocellin. Nella categoria E Junior avanzato, vittoria di Carolina Lazzarin, mentre Camilla Maniezzi si è imposta nella F Junior. La trevigiana Tamara Parisotto ha avuto la meglio nella categoria E Senior, primo posto per Margherita Viviani nella F Senior, mentre Caterina Flora è la nuova campionessa regionale esperti. Ed infine, a dimostrazione di un settore giovanile in crescita, primo posto nella categoria M di Anna Campagnolo della scuderia Medoacus, che a soli 17 anni si è imposta su concorrenti di grande esperienza. Non mi aspettavo un risultato così, anche perché ci sono anche degli istruttori nella mia categoria, e sono molto contenta perché era da un po' che le cose non andavano bene in gara, è andata bene. Allora, il mio cavallo ha 11 anni e lo monto da circa 8 mesi, quasi un anno. E penso che l'equitazione sia lo sport giusto per chi ha molti sogni e crede nelle sue capacità. Un'ottima organizzazione da parte del Circolo del Cristallo, che ha curato la 2 giorni di gara in ogni dettaglio. Siamo molto contenti, tutto è andato per il meglio, 2 giornate intense, impegnative, ma ci siamo divertiti, anche grazie alla eccellente organizzazione di Davide Moro, quindi un clima di gara sì, ma anche di festa. Mi è stata segnalata anche dal giudice straniero una crescita tecnica da parte soprattutto della base, in particolar modo, che è stata, devo dire, sufficientemente numerosa, e quindi questo fa ben sperare per il futuro, di questa disciplina a cui chiaramente teniamo tantissimo. E devo anche dire che ho notato un'altra cosa, se mi permettete, e anche l'affiatamento fra istruttori. Ho notato proprio in modo evidente un clima molto armonico, anche di dialogo, di interazione, di cooperazione, e questo, essendo sempre in ambito sportivo, veramente fa molto piacere, perché è un aspetto fondamentale per chi anche a livello professionale però fa attività sportiva.